Il servizio lo firma la collega Annalisa Anastasi. Cinto Camaggiore è sempre più vicino al Friuli, se non altro per tutti i servizi che voi da sempre avete utilizzato, vi siete sempre spostati verso il Pordenonese. Esatto, per quanto riguarda la procedura, ora abbiamo il disegno di legge in discussione alla Commissione Affari Costituzionali, stiamo attendendo il parere della Commissione Bilancio e il parere della Commissione Questioni regionali. È dal 1947 che si parla di aggregazione al Friuli Venezia Giulia. Le ragioni che ci legano a Pordenone sono talmente legate al territorio, alla pianificazione urbanistica, ai trasporti, alle scuole, all'acqua, e a tutta una serie di servizi che già attualmente vengono serviti. Il nostro trasporto di riferimento è l'ATAP, non è l'ATVO, di cui siamo anche soci. La gestione di rifiuti è molto simile a quella del San Vitese, ora dobbiamo portarli a Venezia e questo ci costa tantissimo quando potremmo portarli tranquillamente a San Vito. Tutta questa serie di problematiche deve essere risolta nell'ottica di un'area vasta che deve essere compresa tra Livenza e il Tagliamento. Queste sono le nostre semplici ragioni ma determinanti ragioni. I cittadini ci danno ragione, pertanto i politici ora devono assumere ciò che la popolazione in tutti i modi ha finora espresso. In un contesto di questo tipo non temete la riorganizzazione delle province? Anzi, io credo che questo sia uno spunto per riordinarle al meglio. Il Friuli Venezia Giulia le sta riordinando, il Veneto le sta riordinando. Bene, ora prendiamo carta e penna e coinvolgiamo la popolazione, non limitiamoci ai partiti, ma la popolazione, e disegniamo dei territori che siano confacenti alle esigenze dei cittadini e non dei distretti e collegi elettorali. Ai cittadini non frega nulla, anzi li considerano una minaccia.